Ravanusa onora in maniera eccezionale il riconoscimento di Carnevale storico con una rassegna che dura 5 giorni, piena di attività che vanno avanti nei singoli giorni, praticamente quasi nelle 24 ore. Sì, finalmente stiamo partendo. Proprio stamattina abbiamo concluso con la Commissione Pubblico Spettacolo tutto l'aspetto burocratico organizzativo che è veramente imponente, e per me è doveroso ringraziare Prefettura, Questura, Forze dell'Ordine che hanno seguito questa manifestazione, perché il nostro carnevale storico, proprio perché è riconosciuto carnevale storico, ci impone di seguire standard qualitativi e organizzativi di un certo livello, e quello della sicurezza è uno di quegli standard sui quali stiamo lavorando, perché ci vogliamo divertire nel nostro carnevale, ma ci vogliamo divertire in maniera sicura, in maniera sana e in maniera consapevole. Il programma è molto ampio, è difficile elencarlo tutto in poche battute, però magari tracciamo gli eventi più rappresentativi. Gli eventi più rappresentativi sono, come sempre, legati a quella che è la cornice del carnevale, che vede il coinvolgimento delle scolaresche. Noi apriamo il nostro carnevale con il nostro istituto comprensivo, l'Alessandro Manzoni, con i ragazzi che quest'anno rappresenteranno proprio un oceano verde. Quest'anno il carnevale addendo il San Valentino, è un cuore verde legato alla tutela dell'ambiente, legato alla sensibilizzazione su queste tematiche che vedono protagonisti i nostri ragazzi, vedranno l'apertura del carnevale. Il sabato sera noi abbiamo la nostra piazza Primo Maggio, che è di richiamo per i tanti giovani, e quindi il DJ set nella piazza Primo Maggio. Domenica pomeriggio abbiamo la sfilata dei nostri carri con un elemento caratteristico che è il red carpet. Daremo la possibilità ai carristi che hanno lavorato sodo, e ai quali va il mio ringraziamento perché da mesi che fanno sacrificio per i carri, di potersi esibire insieme ai gruppi, e quindi la domenica è legata ai carri. Ogni sera ci sarà la piazza Primo Maggio, e poi soprattutto l'evento nell'evento. Quest'anno in modo particolare protagonisti saranno due prodotti identitari della nostra comunità, dell'arte culinaria di Ravanusa e dei maestri pasticceri di Ravanusa, e mi riferisco alla sagra della raviola e del totomè, perché il carnevale storico valorizza e mette in luce anche due prodotti tipici fondamentali della nostra comunità. Assessore Rocco, lei ha avuto un impegno particolare nella preparazione di questa 38esima edizione del Carnevale Storico Ravanusano. Sì, è un impegno più che particolare, un impegno importante e pieno di responsabilità. Ormai alla 38esima edizione è un carnevale che è stato un crescendo negli anni. Ci sentiamo tutta la responsabilità di aver portato da quando siamo diciamo in carica presso questa amministrazione, aver portato a un livello più alto, perché così merita il nostro carnevale, merita la nostra comunità. È un carnevale ormai che non parla più soltanto di spettacoli, ma c'è cultura, c'è promozione, c'è istruzione e ci sono assolutamente anche messaggi sociali. E poi abbiamo come centro propulsore abbiamo i nostri prodotti tipici locali, che sono il totomè e la raviola.